24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Una sonora batosta. Si possono tranquillamente definire così i risultati ottenuti nelle ultime elezioni dal Popolo della Libertà, con il clamoroso risultato flop di Verona. Una sconfitta che deve far riflettere i vertici del partito. Il PDL ha pagato un prezzo altamente alto per l'adesione e il sostegno al governo Monti. Questo sicuramente ha influito nell'elettorato e nel consenso che è venuto meno in questa tornata amministrativa. Io non sono solito chiamare le sconfitte con il loro nome e si è trattata, a mio avviso, di una vera e propria sberla elettorale, un segnale che io credo però gli elettori hanno dato a tutta la politica. La politica deve ritornare in campo riformando se stessa e quindi anche le forme partito e quindi anche all'interno del PDL io credo che debba essere un confronto serio. Certamente non ha futuro se continuerà a sostenere un governo tecnico che in questo momento a mio avviso non sta dando i segnali che erano attesi nel momento in cui si è insediato. Grillo di fatto è diventato il terzo polo, cioè il polo della protesta e devo dire che ha di fatto sostituito chi pensava magari di creare posizioni centriste che dimostrano di non avere ragione. Ecco, se Galan pensa a un nuovo centro, la risposta gliel'hanno data gli elettori in questa tornata elettorale, diciamo non premiando certamente Casini e compagni. Secondo un'indagine condotta dal Centro Studi di Tecnocasa, le famiglie in Veneto hanno ricevuto finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione per 982,62 milioni di euro nel quarto trimestre del 2011. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente si registra dunque una variazione delle erogazioni in regione del meno 28,57% per un controvalore di meno 392,98 milioni di euro. A livello nazionale è stata registrata una contrazione media del meno 25,29% e tutte le regioni hanno mostrato una variazione negativa rispetto al medesimo trimestre del 2010. Nel periodo in analisi la regione ha inciso per l'8,84% di tutti i volumi erogati in Italia. Guardando all'andamento delle erogazioni su 12 mesi ed analizzando quindi i volumi di tutto il 2011, la regione Veneto mostra una variazione negativa delle erogazioni pari a meno 17,73% per un controvalore di meno 954,2 milioni di euro. Tornano ad Aprilia i feretri delle 5 vittime del tragico incidente stradale avvenuto sabato mattina sul tratto padovano della A13 tra il comune di Ponte San Nicolò e Legnaro, che ha coinvolto un pullman sul quale viaggiavano i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri e i loro familiari. L'autobus sul quale si trovavano Roberto Arioli, presidente dell'associazione, Maria Aronica, Settimio Iacoianni, Gianfranco Gruosso e Maria Domenica Colella era partito da Aprilia, diretto a Jesolo per il 22esimo raduno nazionale dell'Associazione dei Carabinieri in congedo. La festa nella cittadina balneare del Veneziano si è trasformata in lutto cittadino, con una messa in memoria delle vittime alla quale hanno preso parte oltre 80.000 persone. I reparti della Guardia di Finanza del Veneto hanno eseguito un piano coordinato di interventi sviluppato a carattere nazionale dal 28 aprile al 1 maggio, effettuati quasi 700 controlli nei confronti di strutture ricettive, agriturismi e centri benessere, che hanno visto impegnati durante il ponte festivo quasi 200 pattuglie di finanzieri nella verifica della regolare emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali, dell'impiego di manodopera regolare e degli altri adempimenti di natura amministrativa, nonché delle rilevazioni di elementi per la successiva analisi della capacità contributiva di alcuni soggetti controllati. Un giro in gondola salato per i canali di Venezia. Una coppia di turisti russi si è vista chiedere 400 euro per un tour di 50 minuti. Dopo il salasso, i malcapitati 35enni hanno giurato di non voler più mettere piedi in città.
La tariffa applicata in città per un tour del genere è solitamente di 80 euro per 40 minuti. A dirsi dispiaciuto per l'accaduto, come riporta il Gazzettino, è soprattutto il presidente dei gondolieri lagunari. Cose del genere non devono verificarsi mai, afferma l'associazione, che è pronta a risarcire questi clienti o a trasportarli gratuitamente se volessero tornare. Quanto al gondoliere truffatore non la passerà liscia. La crisi rallenta Geox, l'incertezza del mercato macroeconomico ha indotto l'azienda a sacrificare leggermente il fatturato a favore del miglioramento del margine lordo e della generazione di cassa. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.